Pedemontana si accende il semaforo della giustizia. Oggi sarebbe stata notificata al concessionario un'ordinanza della Procura della Repubblica di Vicenza per il sequestro del cantiere della galleria di Malo. L'ipotesi di reato sarebbe frode nell'esecuzione della galleria a danno della Regione per utilizzo di materiali non marchiati CE e miscele di calcestruzzo diverse da quelle previste dagli elaborati progettuali. E quanto si apprende dalla giunta regionale che ha riportato la nota della struttura di progetto Pedemontana Veneta. Il provvedimento assunto dalla Procura non dovrebbe però avere ricadute particolari sulla realizzazione dell'opera. Sulla stessa galleria, lunga 6 km, gravavano da tempo 2 sequestri, uno sul lato di Malo in seguito all'incidente mortale dell'aprile 2016, quando un operaio era stato travolto da una frana, e l'altro sul versante di Castelgomberto a causa del cedimento della volta della galleria nel 2017. La Regione Veneto assicura che la realizzazione dell'intera superstrada starebbe procedendo a ritmi serrati e la conclusione è sempre prevista entro il 2020. La galleria invece, già in ritardo rispetto al cronoprogramma, andrà riprogrammata in base ai risvolti e ai tempi legati all'indagine della Procura. È questa l'unica incognita per una strada che, nelle intenzioni, conduce a un futuro più luminoso per l'economia del Nord-Est.